Allora, apriamo la live sul telefono. Ok. Spammiamo il tutto su Instagram e su Telegram. Allora, devo prendere il messaggio. Vabbè, scrivo normale, sono live su YouTube. Ok. 2 minuti di live andati subito via. Ciao Valerio. 2 minuti di live andati via solo per fare sta cosa. Ciao Fredavor, come state ragazzi? Tutto bene? A proposito, fatemi vedere com'è l'audio. No, l'audio c'è quello giusto, c'è quello giusto. Ciao Orti, ciao Michele, ciao a tutti ragazzi. Tutto bene, va tutto bene. Almeno oggi si respira. Non so in quale senso tu lo intendi, ma ti posso dire che io qui non respiro, sto morendo di caldo. Bestiale, bestiale. Michele, la novità la dico appena arriviamo a un po' più di persone. Appena arriviamo un po' più di persone, vi dico questa novità. Ciao Walter, benvenuto. Ciao Matte, un bacione. Matte è uno di quelli che, anzi, è uno di quelli, è l'unico che per il momento sa la novità, ma perché è il mio moderatore, quindi io l'ho dovuto dire. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Allora, se arriviamo ad una ventina di persone, vi dico la novità, ma non è perché voglio arrivare a 20 persone, ma perché più persone siamo e più non devo ripetere la cosa. Allora, cosa ne pensi degli insulti che stanno mandando alla società in questi giorni di pre-campagna acquisti? Che sono delle cose assurde, non è un qualcosa di nuovo, è già successo in passato, continuerà a succedere e sinceramente faccio fatica a comprendere il motivo. Personale o calcistica la novità? Tutte e due, tutte e due. Buon pomeriggio Manuel, tutto a posto, a parte il caldo, tutto bene, tu? Hai sentito di Pinamonti al Cagliari? Non ho sentito di Pinamonti, ma sinceramente mi lascia un po' me. Ciao Davide, Bonifazzi al Cagliari, cosa ne pensi? Da quello che so e da quello che ho letto, Bonifazzi è diretto al Bologna e non al Cagliari. Fatto sta che sinceramente a me Bonifazzi non piace, quindi forse per me potrebbe tranquillamente rimanere all'Udinese. Non insisterei più di tanto.
E soprattutto se vuoi aggiustare la difesa, devi prima risolvere la situazione Godin. E infatti Godin rimane, questa è la novità. Non so nulla di Godin, ne so quanto ne sapete voi, forse anche di meno. Da quello che so io, la società addirittura sembrerebbe ehm, volerlo addirittura lasciare in tribuna qualora Godin non voglia andarsene, che mi pare un qualcosa di assurdo. Cosa ne pensi della questione Godin? Io penso che se tu non riesci a fargli abbassare l'ingaggio, ciao Dan, se tu non riesci a far abbassare l'ingaggio a Godin, pure se lo metti fuori rosa, non penso che lui se ne vada. Quindi ti conviene a quel punto farlo giocare, perché hai comunque un Godin in difesa. Però poi l'affronterò meglio in video questa cosa. Ci farò un video sopra. Dai, siamo a 15 persone, vi spiego quale sarà la novità. Anzi, mi preparo anche il banner. Mi preparo anche il banner. Ciao Andrea. Allora, scusate un attimo, ragazzi. Allora, scusate ragazzi. Siete pronti a vedere la novità? La vedrete nel banner. Prima però di vedere la novità rispondiamo. Sono contento per te, Manuel, grandissimo. Anche se non credo sia già cominciata la maturità. La maturità comincia un po' più tardi, credo. Nandez resta a Cagliari o Inter non si sa ancora, Matte, ancora non si sa. Con questa società siamo allo sbando, aspettiamo prima che faccia qualcosa, Andre, prima di dire cose simili. Sicuramente i 7 anni visti fino adesso lasciano il tempo che trovano. Godin basterebbe spalmare l'ingaggio in 3 anni, ma non vuole a quanto pare. Valerio, però Godin è Godin. Allora, ragazzi, vi faccio vedere la novità, vi faccio vedere. Leggerete la novità. Perdonatemi, vi chiedo anticipatamente scusa, però era già da parecchio che ci pensavo e quindi affrontiamo questo discorso, nel mentre che si parla anche di Cagliari. D'ora in poi le live non ci saranno più su YouTube. Su YouTube ci saranno soltanto i video e tutte le live saranno spostate definitivamente su Twitch. Il link per iscrivervi al mio canale Twitch lo trovate qua sotto in descrizione. È una scelta che ho voluto fare per motivi ovviamente economici. Su Twitch ho la possibilità di monetizzare, sono arrivato già ad una 60 di euro e il tutto serve per avere un computer nuovo e per cercare di aumentare la qualità sia qua su YouTube che su Twitch. Quindi per chi mi vuole continuare a seguire per quanto riguarda le live, mi può trovare. No, Matte, no, Matte, non è più il link perché è cambiato. Non mi chiamo più così su Twitch, ma ho cambiato nome. Su Twitch ora sono i 4 Miro, che era un nome abbastanza simpatico. Tanto il link lo trovate qua sotto in descrizione, aggiornato quello. E, purtroppo ho dovuto fare questo cambio. So già che non avrò lo stesso seguito che ho qua su YouTube, perché non ho gli stessi numeri, è chiaro, ma dovevo farlo, necessario. Quindi
Peccato io non ho Twitch. Tranquillo Mauro, ti puoi sempre iscrivere, non è nulla di complicato. Perlomeno all'inizio sembra essere un po' complicato, ma ti assicuro che non lo è. Grazie Fredor. E niente, quindi d'ora in poi le live si sposteranno su Twitch. Albe, mi dispiace che non ti piace quella piattaforma, ma è una scelta che devo fare per necessità. È proprio una scelta che devo fare per necessità. Mi dispiace. Vi chiedo scusa anticipatamente per chi non avrà la possibilità di seguirmi su Twitch, però era una scelta veramente necessaria. E per onestà intellettuale vi dico che potrebbe cambiare anche lo sponsor di magliette. Sono in contatto, non è che sono in contatto, c'è una terza persona che sta facendo da tramite tra me e un'altra azienda e staremo a vedere. Comunque, le live in soldoni si sposteranno su Twitch. Ok. Allora, ritorniamo a parlare di Cagliari. Ah, tra l'altro, scusate, poi vi giuro torniamo a parlare di Cagliari. Vi dico, stasera in live su Twitch faremo la live reaction della partita, non so quale ci sarà, quella che trasmetteranno sulla Rai comunque. Faremo la live reaction su Twitch. E niente, questo. Allora, cosa ne pensi di con Giannis forse in destinazione Lazio-Napoli, che sarebbe troppo bello liberarsene? Non problema mio, hai tutte le ragioni di questo mondo. Ti ringrazio per la comprensione, Albe. A me ti giuro, basta anche quello. Io l'ho detto francamente, lo faccio per una questione economica, perché ho bisogno di migliorare la qualità di tutto quello che ho, del computer. Come potete vedere adesso sto laggando a bestia, non si sa per quale assurdo motivo, e ho bisogno di migliorare la qualità del computer e Twitch è l'unica che mi permette di farlo al momento attuale. Quindi se mi vorrete seguire, se mi vorrete supportare anche su quella piattaforma, trovate qua sotto il link. Va bene, Mauro, non ti preoccupare, mi dispiace che non potrai esserci, che non potrai esserci su Twitch. Tra l'altro, non date retta a quello che scrive qua il bot. Se volete iscrivervi al canale Twitch, in descrizione trovate il link. State certi che funziona. Quello funziona. Lo so, Fredawar, però a molti non piace spostarsi di piattaforma in piattaforma. Molti sono. Se cominciano a guardare una persona su un sito, continuano su quello e sono molto resti a cambiare. Infatti, questo è un azzardo per me. Per me è un grandissimo azzardo perché potrei ritrovarmi da una media di 19-20 persone come ce le ho adesso a farne 2-3 su Twitch. Però è necessario, non, per forza, per forza. Grazie mille Matte per spamare il link. Allora, cosa ne pensi di Sturaro a Cagliari, che può rimanere tranquillamente al Verona o al Genoa o dove cazzo è? Come riserva di Zappa, visto che Faragò giocherà a poco, chi prenderesti? Ma Faragò io sinceramente non lo lascerei al Bologna. Lo lascerei volentieri al Bologna. Come riserva di Zappa io prenderei nessuno. Cioè, ritorna Pinna dal prestito e lascerei Pinna. Ciao padre Pioli! Cosa ne dici del riscatto di Riccardo Sottil? Del riscatto o del controriscatto? Perché ormai Sottil è tornato alla Fiorentina. Che si sapeva. Cioè, ammesso, io non pensavo che il Cagliari lo riscattasse. Però, una volta che il Cagliari l'ha riscattato, ho immediatamente pensato al fatto che comunque la Fiorentina avrebbe effettuato il controriscatto.
non c'era nulla di nuovo, era una situazione molto molto lampante, secondo me. Secondo me non ha senso adesso a molte persone che in società, oddio ci sta però ancora non hanno comprato nessuno, non hanno ancora venduto. No, vabbè, ma eventualmente si critica la società per quello che è stato fatto negli anni, ovvero poco e niente. Ieri su YouTube ho beccato un documentario sullo spareggio di Napoli contro il Piacenza, mi ha dato troppo fastidio per come ci avevano trattato. Io non ero praticamente... No, ero nato forse. Ero nel 97, giusto? Era nel 97 ero nato. Vabbè, io ormai, non avendola vissuta, non posso dire che mi sono buttato alle spalle quell'episodio, però ha poco senso rimuginarci sopra, secondo me. Come va? Bene, bene, padre Pioli. Leggi questa cosa qua sotto che è importantissima, anche se tu mi seguivi già su Twitch. Pensare di provare a fare un salto di qualità con Zappa e Pinna che di esperienza ne hanno poca mi pare un azzardo. Non è totalmente sbagliato il tuo commento, Alessandro, però bisogna anche pensare, il Cagliari l'anno prossimo che stagione vuole fare? Vuole fare un salto in avanti o vuole gettare le basi per un progetto? Perché se vuoi gettare le basi per un progetto, secondo me Zappa e Pinna vanno più che bene. Più che bene. Se vuoi provare a fare un salto in avanti, è ovvio che tu devi puntare su altri nomi, ben più costosi, cosa che tu al momento attuale non puoi fare perché, per esempio, stai cercando in tutti i modi di liberarti di Godin. Cioè, contestualizziamo l'idea del Cagliari che si vuole liberare di Godin. Non è cosa da poco. Lo so, padre Pioli, lo so che eri tu. Avevo un anno, perfetto. Secondo me, Alessandro, il discorso gira tutto intorno a questa domanda che, a cui ognuno darà una propria risposta. Ovvero, il Cagliari l'anno prossimo che stagione vuole fare? Vogliamo seriamente puntare all'Europa, cosa che il Cagliari non credo faccia perché non ha le potenzialità. Allora è giusto che si prendano nomi altisonanti, si prendano le figurine, si prendano nomi diversi da quelli che stanno girando adesso. Ma se il Cagliari vuole cominciare seriamente a mettere, a gettare le basi per un progetto, si parla sempre di un progetto, ma per adesso è stata sempre aria fritta questo progetto. Poco importa il nome, ma importa la sostanza. Quindi adesso più che mai è un Cagliari che bisognerà valutare alla fine della stagione. Ancora deve cominciare quella nuova, ma io già so che questo Cagliari va valutato alla fine della stagione. Secondo me. Purtroppo la Fiorentina ha fatto il conto riscatto per Sottile e alla fine è tornato a Firenze. Rimarrà per noi un talento d'oro. Sottil è assolutamente un giocatore fantastico, ma secondo me a livello di caratteristiche, specialmente con la permanenza di Semplici, avrebbe trovato ben poco spazio. Ciao Asci, ciao Cartal, un bacione ragazzi. Però c'è da pensare che se Nandez parte per 36 milioni, 18% va al Boca, quindi a noi ci rimangono poco meno di 30 milioni e sono da usare. Tutto dipende se Nandez parte effettivamente o meno. Cioè, se Nandez parte, il problema è che dovrai rimpiazzare pure Nandez e non so quanto ti conviene. Io prenderei Messias al posto di Sottil, ma sono due ruoli diversi però. Solita stagione da salvezza, rosicata vista l'andazzo. Vedremo, vedremo. Cosa ne pensi di Yanto e Yoshida per Simeone? Che sinceramente ce lo porterei io a Cavacecio a Genova, però non voglio contropartite. Io non voglio contropartite, voglio soldi cash. Se c'è bisogno di monetizzare, hai un valore enorme, importa che è sacrificabile. Recuperi uno, vedi Olsen o te la rischi con Vicario che si è dimostrato affidabile. Ma infatti, più che
più che rischiare con Vicario, secondo me vai abbastanza sul sicuro perché non devi spendere nulla e sai già che comunque hai un rimpiazzo più che discreto. Promuovi il primo portiere della primavera che è Ciocci, lo promuovi in prima squadra ed eccola lì che hai fatto. Io vorrei Ljajic, peccato che è più vicino ai pesci del Genoa. Ljajic non sarebbe male. Con i soldi di Cragno, una ventina di milioni, puoi puntellare la difesa. Credo che Cragno valga più di 20 milioni. Molto più di 20 milioni. Ciao Grazia, per spaziare un pochino, so che non te ne frega una mazza, ma vorrei sapere la tua sulla vicenda Cialanoglu. È una vicenda che a me, diciamo, fa capire quanto tutto questo, più che sport, stia diventando intrattenimento. Non mi piace. Io sono sempre legato a un'idea di calcio molto molto romantico che va in contrasto con quello che si vede ultimamente. Quindi vedere un giocatore che aveva, non dico giurato amore eterno al Milan, ma che comunque aveva fatto capire di credere nel progetto e di voler rimanere e poi andarsene via a parametro zero e firmare con l'Inter, questa cosa ti fa riflettere. Questa cosa ti fa veramente riflettere. Un gesto vile, secondo me è un gesto vile, però calcisticamente parlando secondo me ha fatto la scelta giusta. Scusami, secondo te dove arriverai all'Italia e soprattutto cosa pensi vedendo Barella giocare? Ti manca? Non provo assolutamente nessun rimpianto nei confronti di Barella, ripeto, non mi mancherà mai dopo le scenate che ha fatto per andare all'Inter. Quindi Barella, per carità, da quel giorno non mi interessa niente, non gli auguro né il meglio né il peggio, indifferenza totale, non mi manca. Secondo te dove arriverà l'Italia? Secondo me abbiamo buone possibilità di arrivare in finale, ma buonissime possibilità. Meglio che se ne va a Cragno anziché Nandez, ovvio. Il suo agente ha parlato, ha detto che Giulini ha promesso a loro un trasferimento in un top club e Nandez vuole giocare con il logo Bielsa. Se il Leeds offre 36 milioni cash, Nandez va al Leeds, non è un problema. Non sto seguendo le vicende del Cagliari, credo che sia ancora troppo presto, ovvio, però ogni tanto i nomi circolano. Forza Italia, Forza Azzurri sempre. Ma Simeone se arriva l'offerta lo mandassero subito, esatto. Però mi sa che non se ne va via Nandez, se ne va Nainggolan. Ma Nainggolan tecnicamente se ne va il 30 giugno, quindi... Il Cagliari rifiutano un'offerta dalla Premier per Simeone, si parlava di prestito di un anno con diritto di riscatto a 1 milione. Non credo. Cioè, mo con tutto rispetto, so che Simeone non sta rendendo, ma un diritto di riscatto a 1 milione? No, dai. Io su Vicario e Pinna ci punterei, anch'io. Cranio vale più di 20 milioni in un mercato normale, non in un mercato a risparmio post pandemia. Io sinceramente, se proprio devo abbassare il prezzo, lo abbasso a 25. 25 milioni lo vendo. Cioè 25 milioni mi posso mettere a fare la trattativa. È stato un errore mandare via Pisacane e tenersi i Ceppitelli. Sinceramente non credo. Credo sia stato un errore tenersi i Ceppitelli, quello sì, ma non mandare via Pisacane. Ciao Salvatore, tutto bene, tutto bene. Tu? Che ne pensi di Santos Borré al posto di Simeone? Non lo conosco perché non ho visto il River, però ho sentito che ne parlano bene, quindi sono molto curioso. Ne sono molto curioso. Finale per me sarà Italia-Francia, magari, Matte, magari, magari. Giulini ha già parlato con il presidente del Leeds, che tra l'altro è italiano. Posso sapere se la piattaforma Vola è la tua programmazione? Una piccola curiosità, come mai fare live durante il pomeriggio anziché la sera? Ah, ciao Grazia, cioè ciao Grazia, l'ho salutato pure prima, però vabbè. C'è anche il messaggio che lo dice qua, sì, sono presente sulla piattaforma Viola e tra l'altro questa probabilmente sarà la mia ultima live qua su YouTube.
continuerò ad esserci su YouTube sotto forma di video. La programmazione sul canale Viola adesso sinceramente non ti saprei dire, andrà molto alla giornata, quindi se vuoi rimanere costantemente aggiornata di quando sarò in live, ti dico iscriviti al canale Telegram, trovi il link qua sotto in descrizione, perché lì scriverò sempre quando andrò in live. Però sarà una cosa molto alla giornata. Per esempio, per oggi ti posso dire che stasera sarò in live su Twitch. Faremo la live reaction della partita che trasmetterà la Rai, che però io per forza di cose guarderò in ritardo perché la guardo con internet. Quindi Matte ti ha spammato anche il link del canale, se vuoi iscriverti sul canale Twitch, quello c'è il link, c'è quel link. Non capisco cosa ha fatto Barella di così eclatante. Sinceramente ha semplicemente puntato i piedi come un bambino viziato, prendendo in considerazione soltanto l'Inter. A me è quello che ha fatto. Cioè, tu sei un tesserato del Cagliari. Se il Cagliari ti vuole vendere al Paris Saint-Germain, vai al Paris Saint-Germain. Perché sei un tesserato del Cagliari, ok, che conta anche l'opinione del giocatore, conta la volontà del giocatore, ma impuntarsi come ha fatto lui, a me sinceramente è un gesto che non è mai andato giù, quindi provo la più totale indifferenza per lui. Gli auguro che faccia bene con l'Inter e con la nazionale, quello assolutamente, però per me non esiste più. Provo veramente l'indifferenza più totale per Barella. Santos Borré sono un Joao, un Simeone e Messi. Ah, Joao e Simeone messi insieme perché quel Messi fuorviava un pochino, eh. Prego, Grazia. Fai pagare gli abbonamenti per Telegram? Assolutamente. Assolutamente, non faccio pagare gli abbonamenti per Telegram. Anche perché non ci sono abbonamenti per Telegram. Non ci sono gli abbonamenti per Telegram. Telegram è assolutamente gratuito. Ci sono gli abbonamenti su Twitch, quello sì, che quelli costano ovviamente. Però per Telegram assolutamente tutto completamente gratuito. Ci mancherebbe. Tra l'altro, prima ci ho perso tempo e ho svuotato completamente tutto quello che c'era sul canale Telegram. E infatti mo vado a eliminare anche l'ultimo messaggio. Sono in live su YouTube, che tra l'altro è stato visto solo da 3 persone di 33 iscritti. Attivate le notifiche sul canale Telegram. Però sì, Telegram è gratuito. Telegram è assolutamente gratuito. Ha fatto il viziato Barellino, esatto, assolutamente, assolutamente. A che ora quindi stasera sulla piattaforma Iola? Bella domanda perché l'orario sarà molto interessante da scovare. Probabilmente di solito ha scritto bene Padre Pioli perché di solito le live le faccio cominciare dalle 22. Però col fatto che vorrei fare la live reaction della partita, potrei cominciarla magari 5-10 minuti prima della partita. Adesso vedremo. Le partite dovrebbero cominciare alle 9. Adesso controllo per sicurezza. Sì, Portogallo, Francia, Germania, Ungheria. Io adesso non so quale daranno su Rai 1. Ehm, però io farò la live reaction di quella che daranno su Rai 1, per dirvi. Però ci mancherà il live qui sul tubo, qui sul tubo, cavolo. Lo so, grazie, però... però l'ho dovuto fare. L'ho dovuto fare. Certi tuoi colleghi youtuber, se ti abboni al loro canale, ti fanno entrare nel loro gruppo. No, no, questo è assolutamente gratuito. Totalmente gratuito, Albe. Ciao Pietro, la novità la leggi qua. Questo banner che scorre qua sotto. Ovvero, d'ora in poi le live ci saranno soltanto su Twitch. Se vuoi iscriverti al canale Twitch, trovi qua sotto il link in descrizione o tra poco credo lo spammerà Matte. Però non ci saranno le live su YouTube. Su YouTube sarò presente soltanto con i video. Questa è la novità.
Germania-Ungheria su Rai 1, ma cioè, ovviamente, mi sembrava strano che dessero Portogallo-Francia su Rai 1. Mi sembrava strano. Oggi forza Ungheria. Tanto una delle tre non deve passare, cioè per forza, oltre all'Ungheria non ne passa un'altra. Credo stiano tutte a 4 punti. Tutte a 4 punti e l'Ungheria a 1. Correggetemi se sbaglio. No, forse il Portogallo sta a 3 punti. No, mi danno a vedere la classifica. Allora, sto a fa un casino. Dai un po'. No, 4 punti la Francia, 3 Germania e Portogallo e 1 Ungheria. Mm, mm. Portogallo-Francia è troppo per la Rai. Beh, effettivamente. Effettivamente. Io più che altro vorrei portare tutte e due le partite. Cioè vorrei portare la live reaction di tutte e due le partite. Il problema è che non saprei come fare. Perché io sto nella mia cameretta e non c'ho Sky. Sky ce l'ho di là. Cioè ce l'ho oltre questo muro. E qua posso vedere soltanto le partite che danno sulla Rai. Quindi non so come fare. Grazie mille, grazie. Intanto leggo anche il commento di Matte che porta acqua al mio mulino, ovvero ragazzi per vedere meno su Twitch basta effettuare l'accesso con Google o semplicemente iscriversi ovviamente a Twitch. Nulla di così complicato, funziona come YouTube, solo che al posto di essere rosso è viola. In effetti non è così sbagliato come ragionamento, però capisco anche che all'inizio Twitch risulta essere un po' più complicato di YouTube, però ve l'assicuro che dopo un po' eh, capite che secondo me vale la candela, vale veramente la candela. Per il centrocampo punterei Modric, Busquets e Kanté, non costano molto, vero? No, 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 costano poco. Prenderesti dei talenti dalla Serie B? Assolutamente sì. Quando ero piccolo io trasmettevano in chiaro tutto il mondiale ed anche gli europei ed olimpiadi, e invece ormai so tutto tramite pay TV. In chiaro giusto qualche partita. Ciao Roberto, mi sono collegato ora, ho fatto l'anno, non ti preoccupare. Speriamo che l'Italia vinca, speriamo. Frattesi out, frattesi in. Io frattesi bene da dove sta, perché secondo me può rimanere dov'è. Ho notato comunque che siamo quasi a fine giugno e anche Di Marzio e Sky stanno avendo difficoltà a scrivere notizie. È un mercato strano. Effettivamente è un mercato che, mettiamoci di mezzo il Covid e tutto, è un mercato in cui le squadre fanno fatica. Le squadre fanno veramente molta, molta fatica. Quanto costa iscriversi a Twitch? Attenzione, iscriversi a Twitch non costa nulla. Tu ti puoi iscrivere a Twitch e scrivere tranquillamente nella diretta. Quello non ti costa nulla perché l'unico step che ho io, l'unica cosa obbligatoria che ho io per scrivere nella diretta è quello di seguirmi, di cliccare su segui e quello non costa niente, è gratuito. Se invece ti vuoi abbonare, che è diverso l'abbonamento dall'iscrizione, se ti vuoi abbonare, lì c'è un costo, se non mi sbaglio, dei 4 o dei 4 o di 5 euro, adesso non ricordo, che però se hai Amazon Prime puoi effettuare gratuitamente, per esempio. Comunque il costo è variabile e poi con l'iscrizione a tutto, cioè con l'iscrizione al canale, poi ti puoi iscrivere su Discord e c'hai le live senza pubblicità, sostanzialmente. C'è un giocatore che vuoi assolutamente acquistare per portarlo a Cagliari, nome fattibile ovviamente, Malé del Venezia o Parisi dell'Empoli.
sono due giocatori che prenderei molto molto volentieri. Mancini ha completamente cambiato l'Italia, per esempio Insigne sta giocando titolare e Ventura invece lo lasciava in panchina. Per come sta giocando Insigne, io sinceramente un viaggetto in panchina glielo farei fa, perché non mi sta piacendo. Alla fine la spegnere la nipotina è interista allora, io ho un nipotino, non ho una nipotina, ho un nipotino che stiamo cercando in tutti i modi di farlo diventare del Cagliari, però vedremo se ci sarò riuscito. Ok Albe, allora se non ti devi abbonare vai tranquillo perché è tutto completamente gratuito, non devi pagare nulla, l'iscrizione non costa nulla, vai tranquillissimo. Tranquilla, grazie, tranquilla, ci mancherebbe. Ma quindi su Twitch si parlerà anche del Cagliari? Sì, perché per chi mi seguiva prima sa che prima su Twitch non si poteva parlare di calcio. Invece in questo caso su Twitch si farà quello che si fa adesso su YouTube, si parlerà di Cagliari, si farà anche qualcosa di più carino, magari si farà qualche giochino tipo quello che facevamo su GeoGuessr di trovare gli stadi. Faremo questo, faremo questo. Sì, quindi sì, si parlerà di Cagliari, assolutamente. Sarà un continuo. Sarà un continuo. Quale squadra rischia di tifare se no? La Roma. Rischia di tifare la Roma. Rischia di rifare la Roma. Purtroppo la madre è romanista. Eh già, su Twitch si parlerà di calcio. E su Twitch che porti just chatting o giochi? Allora, su Twitch avevo portato praticamente fino all'altro giorno sia just chatting che giochi. Però ho capito che la cosa non funzionava perché volevo magari dividere un po' troppo le cose, perché su Twitch volevo evitare di parlare di Cagliari. E invece adesso ho capito che così non va e quindi voglio fare un qualcosa di unico. Quindi su Twitch e su YouTube parlerò di Cagliari, solo ed esclusivamente di Cagliari. Quindi non porterò giochi, sarà, cioè porterò qualche giochino così su internet ogni tanto, ma sarà principalmente just chatting su Twitch e rispondo anche a Bruciteddu, i video su YouTube rimarranno. Comunque io sarò presente su YouTube. Semplicemente le live, solo le live si sposteranno su Twitch. Solo questo. Lo so, Padre Pioli, lo so che ti volevo bannare. Chi prenderesti come sostituto di Simeone in Serie A? Simi. Simi. Oddio, Valerio. È un segnale brutto. Sì, fa caldino. Fa caldino è un eufemismo, però sì, sì. Regà, senza ventilatore non si può vivere. Comunque, tranquillo, Brucité di post partita rimarranno su YouTube. Cercherò di. Comunque, il mio problema è sempre stato che facevo fatica a rimanere attivo su YouTube. E quello che mi permetteva di rimanere attivo su YouTube, o meglio, di rimanere costante nell'attivazione su YouTube, erano le live. Questo è, diciamo, un motivo di serve a spronarmi anche sotto questo aspetto, quindi a fare più video su YouTube,
a cercare di sforzare la mia mente per fare video su YouTube e rimanere attivo sotto quell'aspetto, anche perché poi comunque io i video li dovrò fare e visto che mi stanno arrivando delle maglie da KK Call, non mi va che questo canale diventi un canale in cui io faccio i video solo perché ho delle sponsorizzazioni da fare. Quindi volendo evitare questo, voglio incominciare a fare i video sul serio, ad essere più attivo per quanto riguarda proprio i video. Quindi esce una notizia che secondo me vale la pena parlarne, faccio il video. Esce una notizia di mercato, faccio il video. Esce un rumor, faccio un video. Esce una qualsiasi cosa, faccio un video. Cercando di, di portare sempre i soliti format, tipo appena usciranno porterò il format delle maglie dove parlerò di tutte le nuove maglie, i pagelloni di metà anno e di fine anno rimarranno, la classifica quella non uscirà più, la potenziale classifica quella non uscirà più, però voglio cercare di essere più attivo con i video. Prendiamo Sergio Ramos che è svincolato? Sì, in coppia con Godin. Poi vorrei sapere chi io paga l'ingaggio. Un altro oltre a Simi. Fammici pensare. Un'altra prima punta oltre a Simi. Mm. Non è che ce ne stanno tante che mi piacciono in Italia. Per il momento non mi viene. Per il momento non mi viene. E il mercato che farei anche assolutamente quello rimarrà. Le serie culto rimarranno. Il Cagliari, che tu sappia, per il calciomercato ci sono idee in corso. Io ho sentito che ci può essere lo scambio Simeone con Lasagna nel Verona, la vuole di Fra. Beh, Lasagna non mi dispiacerebbe al posto di Simeone. Lasagna non mi dispiacerebbe. Ha iniziato a svapare? Sì, ho iniziato a svapare. Ormai è metà anno che svapo. È da dicembre. Dicembre 2020 barra gennaio. Sì, ho cominciato a svapare. Tra l'altro sono arrivato addirittura a zero nicotina. Tecnicamente adesso non ho nicotina. Però ieri sono andato a prendere i liquidi e li ho presi con la nicotina perché senza è tosta. Un altro ultrasimi potrebbe essere lasagna, esatto. Lasagna solo se gioca con Porceddu. Battuta di alta levatura. Secondo te come saranno le nuove maglie dell'Adidas? Adidas. Non ne ho idea. Sono molto molto curioso. Sono veramente molto curioso. Se fanno un qualcosa simile alla nuova prima maglia del Leeds, sono già contento. La nuova prima maglia del Leeds è un qualcosa che a me fa impazzire, però la maglia del Leeds già è molto più semplice da fare, perché sostanzialmente la nuova maglia del Leeds è completamente bianca con le tre stripes dell'Adidas colorate di giallo qua sulle maniche, cioè sulla spalla. Molto molto semplice. Per te Milo Di Francesco può fare bene a Verona? Se gli fanno un mercato come Cristo comanda, sì. Se gli fanno un mercato come Cristo comanda, assolutamente sì. Ciao Forse Casteddu, grazie, grazie mille. Secondo me Simeone bisogna dargli tempo, ne ha avuto già abbastanza. Che ne pensi di Hernani del Parma, che è un buon mediano, un mediano insolito perché riesce ad avere anche una discreta visione da gol, diciamo, ed è un giocatore che ti permette di rinforzarti, di avere un buonissimo giocatore in rosa e non avere un nome altisonante, quindi non spostare troppo gli equilibri. Quindi secondo me come acquisto ci starebbe in pieno. Ci starebbe in pieno. Mi ha deluso un po' quest'anno al Parma, devo essere sincero. Però secondo me non sarebbe una completa stupidaggine andarlo a prendere.
Io ho aspettative molto elevate, ma non il prezzo del sito che costano 70 euro e più. No, ma infatti, ragazzi, secondo voi perché io sponsorizzo siti di magliette? Perché, scusate, devo bere che mi pizzica la gola. Perché secondo me hanno un prezzo elevato le maglie e quindi se ci sono siti che ti vendono una maglia che è sostanzialmente identica all'originale e permetti di risparmiare, secondo me è un'opportunità che va colta. Assolutamente. Che ne pensi di Scamacca? Che è una buonissima prima punta, però bisogna aspettarlo un altro po'. Che ne pensi di Frattesi in prestito? Frattesi secondo me può rimanere dov'è. Va bene, Miro farà la riserva di Marin Rog. Sì, quello sì. Io fossi il tifoso di Verona mi darei una granata. Ah, una grattata che è una granata. Vabbè, dai. A me piace molto Messias. Sì, non è male Messias, piacerebbe anche a me, però faccio fatica a vedercelo. Tu sei troppo ricco, guadagni 600 euro al live. Magari, magari. Ciao Giuseppe, qui a Settimo San Pietro fa caldo e umido, comunque adesso solo Forza Azzurri. Lasagna sarebbe un buon acquisto, un attaccante tosto che sotto porta sa mettere la palla dentro e soprattutto che contro di noi ci purga sempre, il che ci porterebbe ad avere uno in meno che ci segna contro, che non è una cosa malvagia. Quindi l'anno prossimo avremo l'attacco formato da Lasagna e la Padula. No, Lasagna è uno che contro di noi veramente insacca sempre. Però è un giocatore, secondo me, molto valido, che potrebbe fare bene a Cagliari. Il migliore su YouTube, addirittura. Noi fan non siamo considerati dei numeri, ma ci leggi tutti e rispondi con garbo ed educazione. Vabbè, ma è il minimo, grazie. Assolutamente, assolutamente, cioè ci mancherebbe. A chi merita io rispondo volentieri. Sei scaramantico durante le partite del Cagliari? No, non sono scaramantico. Ehm, non mi metto la maglia del Cagliari perché poi mi prende l'emozione e comincio a sudare. No, no, no. Però ce l'ho sempre con me vicino. Ce l'ho sempre con me. Io al Cagliari vorrei Damsgaard. Non mi piace, non mi dispiacerebbe. Shomurodov, cosa ne pensi? Aspetterei un altro anno prima di puntarci eventualmente. Ok, Albe, lo nascondo il commento, ma sappi che l'ho letto. Che ne pensi di Nandez a Leeds a 40 milioni? Che se pagano va bene, il problema sarà sostituirlo. My personal opinion, io prenderei Bernardeschi, secondo me può tornare quello di Firenze se trova continuità. Ma sinceramente io prendermi uno che contro il San Marino dice di rischiare la giocata, per carità, secondo me è un buon esterno, un buonissimo esterno. Più che esterno ala. Secondo me più che esterno lui è un'ala. È una buonissima ala. Ma se tu le ali non le usi, Bernardeschi non ti torna utile. A Cagliari vorrei Damsgaard e Traoré. Traoré quale? Quello dell'Atalanta? Peccato per Sottil che la Fiorentina lo ha ripreso, ma era un qualcosa di abbastanza palese, forza Casseddu. Ahimè era palese. Ciao Numa, leggevo un'indiscrezione di un francese che potrebbe passare dal Torino al Cagliari. I francesi del Toro sono Meite e Gigi. Ho già paura. Dio mio. Tra l'altro Meite, quindi non rimane al Milan, Meite. Non rimane al Milan. Oddio, Meite non è che sia malvagio, eh. Cioè, tra i due preferisco Meite e Gigi. Che ne dici di Demme o Elmas del Napoli? Sono due profili che a me non fanno impazzire, però se devo scegliere uno dei due preferisco Elmas.
Io Spinazzola. Matte, mi ha detto Codica. Già parte il coro con Bernardeschi, giustamente. Ciao Massimiliano, non è utopia, però da quello che so, era vicino al Torino comunque. Il problema è che per Messias vogliono troppi soldi. Ok, che ha fatto un buon campionato di A, ma a 30 anni e fino a qualche stagione fa stava tra i dilettanti. Quello sì, quello sì. Però non è male, dai. Vorrei Traoré quello del Sassuolo. Doveva venire da noi dopo l'Empoli. Alla Juve ha fatto poco e niente Bernardeschi, esatto. Per quello che riguarda Rugani, sai se resta a Cagliari, Gudani. Rugani non resta a Cagliari. Nome per la cabina di regia, io dico Sandro Donali. Non sarebbe male, però saremmo troppo pieni a centrocampo. Il Milan non l'ha riscattato, immaginavo Noma. Della difesa non hanno ancora parlato? Finirà come ogni estate. Vedremo, Salvatore, vedremo. Tanto ancora di cominciare il campionato. Un saluto al buon Leumas, Samuel. Un bacione bello de casa. Di Hernani cosa ne pensi? Il giocatore ha già detto sì e manca solo l'intesa col Parma. Giocheremo con lui Marin e Rog in mezzo al centrocampo. Eh, quindi Nandez si rimane. Dove sta? Comunque di Hernani che penso? Penso che è un buon mediano. Penso che è un buon mediano, uno che nonostante giochi appunto da mediano, trova spesso anche il gol per uno che gioca nel suo ruolo. Ed è un giocatore che ti permette di acquistarlo, di non creare troppi parapiglia, perché comunque è pur sempre Nani, non stiamo parlando di Tony Cross, e ti permette di avere un giocatore funzionale. Quindi è un giocatore su cui il Cagliari secondo me farebbe molto bene a puntare. Potrebbe essere molto molto funzionale. Ciao Claudio, mi vedi abbronzato? Ma magari io sono bianco latte. Io sono bianco latte. Ancora mi devo abbronzare. Ancora mi devo abbronzare. Però non so se si vedrà. Un pochetto sì. Però ti giuro, io sono bianco latte. Forse mi sono preso poco di sole, ma abbronzato ancora ce ne vuole. Io punterei su un Tonali al posto di Raja, se quello con il ninja fallisce, dato che il Milan non riesce a riscattarlo. Però mi viene in mente, cioè, se il Brescia non lo dà al Milan, vuoi che ce lo dà a noi, Cellino? Mi pare strano. Raja giocherebbe nella tre quarti a 3 nel 3-4-2-1. Se la tre quarti è a 3, non può essere 2, sarebbe 4-2-3-1. Sapete cosa vi dico? Io terrei Bradaric. Dio, Bradaric che hai ritirato fuori. Per la difesa il Cagliari stava pensando a Caceres, quello della Fiorentina. Sinceramente ci avrei pensato anch'io qualche anno fa perché è uno che dove lo metti in difesa può giocare. Però ormai c'è una certa. I milanisti parlavano di Tonali come il nuovo Messi e poi non lo hanno riscattato. Ma non l'hanno fatto nemmeno giocare poi perché ha giocato tipo 7-8 partite in croce quest'anno. Nandez largo a destra se rimane, ma ormai viste le parole della gente non credo rimarrà. E questo è un problema perché poi devi sostituire anche Nandez. Con chi? Devi fare come Barella, che per sostituirlo ne devi prendere due. Perché un altro giocatore come Nandez, a me proprio in mente sul momento, non me ne viene in mente nessuno, un altro come Nandez. Poi è chiaro che io ho la fissa, sono innamorato perso di Naitan. Cioè ho un qualcosa di un amore verso Nandez di dimensioni disumane. Io spero che rimanga però. Per Hernani noi vogliamo il prestito con diritto, invece il Parma vuole il conto riscatto e lui ha già detto sì a noi. Damogli il conto riscatto. Secondo me se Naidan va via verrà pagato 40 milioni circa più Cranio 50 milioni. No, Cranio 50 milioni no. Cranio, con tutto che io lo adoro, con tutto che secondo me il portiere più forte attualmente in Serie A, più di Donnarumma, menatemi, però secondo me è più forte di Donnarumma. Cranio 50 milioni no. Secondo me ne vale 30
Se proprio dobbiamo andare a ribasso e il Cagliari si deve mettere in trattativa, non meno di 25 milioni. Non meno di 25 milioni. Ti stavo prendendo infatti. Valukevic, bella domanda, ma penso vada via. Lumbo che in primavera sta esplodendo, non lo so, penso che si farà almeno un altro anno in primavera, secondo me. Almeno uno. E toccherà vedere i fuori quota che fine faranno. E vi lascio il nome di un fuori quota. Il nome di un solo fuori quota della primavera. Contini. E ho detto tutto. Esatto, pare Pioli. Per il dopo Barella c'era già il nome. Fernandez no. Siamo in due da allora Renaidan, esatto. Se Hernandez dovesse andare via, prenderesti Vesino? No. No. No, sinceramente no. Mi dispiace che abbiano perso Sottil. Io spero che lo riprendano in prestito e forte. L'acquisto Marco Rog, vero gladiatore? Assolutamente. Marco Rog è forse il primo acquisto effettivo del Cagliari di quest'anno. Sottil, sì, per carità, è buonissimo, è un ottimo prospetto, un ottimo giovane. Però nel modulo di semplici io sinceramente faccio molta fatica a trovargli posto. Perché nel 3-4-2-1 non lo puoi mettere come esterno perché lui è un giocatore prettamente offensivo, lui è un'ala invertita e è difficile trovargli spazio. Lo potresti mettere sulla tre quarti dietro la prima punta, però non sarebbe nemmeno quello il suo ruolo. Quindi, boh. Ho molta fame, mi sembra giusto, Valerio. Mangia, mangia. Io Caceres non lo prenderei. Tutte le volte che il Cagliari in passato l'aveva cercato ha sempre rifiutato preferendo altre squadre. Serve gente motivata che crede veramente nel Cagliari. Quello sì, Matte, quello sì. Il Cagliari vuole Vida. Ma Vida è il croato? Madonna, quanti anni ci avrà il croato? Oggi è il compleanno di Conti. Ma il compleanno di Conti, se non erro, era tipo il 19. Anche perché gli ho fatto gli auguri in privato. Sono abbastanza sicuro che sia già passato il compleanno di Conti. E anch'io mi sento a volte con Contini. Nandez insostituibili, assolutamente. Su Contini ho sentito che lo vogliono mandare in prestito all'Olbia. Spero non sia vero. Me lo auguro, me lo auguro. Basta, basta. Anche basta mandare via gente all'Olbia in prestito. Basta. Eriksen lo vedremo nuovamente in campo? Non ne ho idea, Albe. Non ne ho idea perché non sono un dottore. Vida al croato. Lo vola a Roma, Vida. Se non erro è un terzino, non mi ricordo se destro o sinistro. Dovrebbe essere un terzino. Boh. Vida che sia rimasto nella squadra in cui me lo ricordo, credo abbia vinto il campionato con il Besiktas. Se non vado errando. Comunque punterei su altri nomi. Punterei su altri nomi. Allora, ragazzi, questa ultima live qua su YouTube finisce qui. Io vi ricordo e prego Matte di spammare il link. Se per chi mi vorrà seguire in live, leggete il messaggio qua sotto. D'ora in poi le live saranno su Twitch. Il link lo pubblicherà probabilmente Matte qua in chat. Qualora non lo troviate in chat, qua sotto in descrizione il link per seguirmi anche su Twitch. Se volete c'è anche il canale Telegram dove aggiorno costantemente, dove poi aggiornerò costantemente quando andrò in live su Twitch e i video che usciranno su YouTube. Io vi ringrazio, vi mando un bacione
e vi ricordo che stasera ci vediamo in live su Twitch per guardarci insieme la partita che trasmetteranno su Rai 1, che a quanto pare è Germania-Ungheria. Un bacione e belli, sempre Forza Castello.